Il candore delle cornacchie di Totò Cuffaro resta fuori dai libri semifinalisti del prestigioso premio Strega. Il comitato direttivo presieduto da Tullio De Mauro ha infatti selezionato i 12 testi che restano in gara e fra questi non c'è quello dell'ex presidente della regione siciliana, Edito da Guerini, condannato a 7 anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e rivelazione del segreto istruttorio, presenza che aveva fatto tanto discutere. La cinquina dei finalisti sarà decisa il prossimo 12 di giugno, come di consueto a Roma. La proclamazione avverrà il 4 luglio. Si ferma quindi a 2 passi dalla meta il libro scritto dall'ex governatore siciliano, il cui inserimento fra i 26 testi papabili aveva tanto fatto discutere. Le prime critiche erano arrivate su Facebook, ormai una sorta di giornale online con aggiornamenti costanti, ma anche tra la giuria ufficiale del prestigioso premio letterario, il più importante della penisola nel suo genere, aveva nutrito qualche dubbio. Il volume scritto da Totò Cuffaro racconta la sua esperienza da uomo politico più potente della Sicilia, a matricola 87.833 del carcere di Rebibbia. Per il titolo l'autore si è ispirato alle numerose cornacchie che affollano il cielo del penitenziario cantando allegramente, libere di poter andare dove desiderano, e dalla circostanza che una di esse, il primo giorno di detenzione, si posò sulla finestra della sua cella e pareva volesse intraprendere un sorprendente dialogo muto col prigioniero. Si parlarono con gli occhi, poi il volatile scappò via, verso il vento della libertà. Cuffaro rivendica la sua innocenza, ma nello stesso tempo accetta con cristiana rassegnazione la sua condanna. Egli è sorretto da una fede incrollabile, la quale gli permette di sopportare le angherie e le assurdità di un regolamento penitenziario colmo di divieti e dove numerosi doveri umiliano i pochissimi diritti. Molti gioiscono quando un potente viene sbattuto nelle patrie galere, ben pochi riconoscono il rispetto per chi era andato a costituirsi con i suoi piedi senza imprecare contro i giudici con una dignità riconosciuta dagli stessi avversari politici.